Sono Romano Cornale, testimone espiatore per l'Italia dell'Agostina Brauerei. Vi presento la mia cucina bavarese, con zuppa di porcini, il goulash con patate, lo stinco cucinato sul forno a legna, il radicchio con lardo e aceto di birra, e poi abbiamo il tris tipico della birreria e il famoso Weisswurster con la senape di Monaco e la Weissenberg. E per finire i dessert con la Sacher e la torta di ricotta. E il tutto accompagnato con l'Augustiner di Monaco. Brink, negozio specializzato in cartucce per stampanti, carte comuni e speciali. Montaggio di stazioni di inchiostro per un risparmio davvero sorprendente. Fotoprint, ordina comodamente da casa tua e ritira in negozio. Sostituzione filtri particolati che riducono del 94% le emissioni delle polveri sottili. Stampa le tue foto online e aderisci alla campagna Print Card. Più punti, più premi. Colora la tua vita con Prink. Siamo in Viale Venezia 73 a Bassano del Grappa. Centro Servizi Autofficina Sandri, specializzata in autodiagnosi elettronica a filoscopio per accensione, con tecnici specializzati e attrezzature d'avanguardia. È in grado di offrire servizi per il mantenimento dei perfetti livelli di sicurezza e di funzionalità del vostro autoveicolo. Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Centro Revisioni Autofficina Sandri, la puoi trovare anche a Bassano del Grappa in via Schio 5, laterale di via Pecori Giraldi. A 6 chilometri da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'hotel ristorante I Cavallini. Il ristorante, dotato di 60 coperti, è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'hotel ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per una ospitalità ad alto livello. Hotel ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel ristorante I Cavallini, via Trento, Solagna, Vicenza. Amici della Voce della Valle, benvenuti per questa puntata. Siamo a Lusiana, presso il Museo Palazzon, un bellissimo edificio del Seicento. Siamo in compagnia con Francesca Xausa, colei che è un po' coordinatrice di questi musei, museo diffuso. Questa è una parte chiaramente al coperto, dove si riproducono in praticamente tutte le stanze, anche i laboratori che usavano i nostri antichi per poter, non so, confezionare il formaggio, poi lo vedremo, dove si potevano costruire dei cappelli o delle borse. Insomma, faremo un passo nel tempo, e poi questo museo diffuso, diciamo così, nell'esterno si occupa di altri 4 siti. Quali sono questi altri 4? Allora, abbiamo un sito molto importante che è il villaggio preistorico, si raggiunge a piedi in mezz'ora, ed è un villaggio ricostruito in base ai reperti ritrovati dagli archeologi dell'età del bronzo, quindi lì proprio si fondeva il bronzo, ed in effetti arrivano anche molte scuole, soprattutto della terza e quarta elementare, perché in quel periodo fanno la preistoria e possono fare anche dei laboratori molto interessanti, quindi vivere una giornata come il preistorico. Poi abbiamo la Valle di Molini, zona molto importante perché noi, facendo parte dell'altopiano di 7 comuni, abbiamo uno tra gli unici torrenti importanti, il Chiavone Bianco, e qui fino a 50 anni fa c'erano circa 20 mulini funzionanti, grano turco, quindi macina del grano turco, del frumento, brillatura dell'orzo, il maglio per battere il ferro e la segala veneziana. Adesso purtroppo ne sono rimasti 3 già ristrutturati e uno in fase di ristrutturazione. Certo. Quindi noi facciamo delle escursioni durante questo percorso e visitano proprio con noi questi 3 mulini, quindi privati. Insegnate ai ragazzini a capire esattamente anche da dove vengono i loro avi, e soprattutto poi dopo prendere anche cose interessanti per il futuro. Mi viene in mente in questa stanza dove si confezionano dei cappellini o delle borsette che tutti dicono sono da mare, invece sono nate qua in montagna. Esatto. Ci spieghi un po'? Sì, questa è una paglia che viene intrecciata ed è proprio dal frumento, deriva, e quindi lo stelo del frumento viene pulito, lavorato, poi bagnato per essere intrecciato, come stanno facendo in questo momento le signore che stanno insegnando anche alle bambine piccole, e impariamo anche noi, proprio per portare avanti questa tradizione molto importante. Era un po' tipo filò quando si faceva anche, filò, si parla. Anche.
Sì, soprattutto alla sera si faceva il filò, ma anche i bambini, quando andavano a scuola, avanti e indietro, a piedi, facevano la treccia. Ecco, Perché- è importante la fase storica del filò, perché comunque c'era una comunicazione tra i bambini, i genitori, i nonni, c'era Esatto, molta è più vero, comunicazione. è vero. Oggi pare che con internet, con la televisione ci sia più comunicazione, ma credo che invece la vera e propria comunicazione nasca da questi antichi filò. È vero, nei filò era proprio dove si riunivano perché non c'era la televisione, quindi i nonni raccontavano le storie ai bambini, le donne lavoravano e gli uomini mettevano a posto degli attrezzi per il giorno dopo. Ed Quindi si erano bambini che riunivano lì. crescevano meglio, perché crescevano con una fervida immaginazione. Tante volte dicono che ho visto quel tale film, poi uno ha detto ho letto il libro e 99 su 100 il libro è sempre più bello del film. È vero. Era proprio per questione di immaginazione. Loro avevano un'immaginazione credo diversa dai bambini di oggi, ma credo molto più bella, molto più creativa anche. Sì, perché quello che possono trasmettere gli adulti in maniera diretta rispetto magari alla televisione rimane anche molto più impresso. E quindi questa parte qua, che era la confezionatura, diciamo così, Di borse. di cappellini, Cappelli. eccetera, anche oggi comunque ha un suo servizio questo lavoro. Penso che in questo museo poi fate una vendita anche per sopportare le spese, immagino. Sì, più di tutto facciamo come laboratori dimostrativi perché purtroppo non esiste più questo tipo di frumento, quindi lo stelo adatto per intrecciare la paglia è solamente antico, quindi tutto quello che noi vediamo adesso è tutto antico, Quindi anche gli smontato, steli di adesso, rimontato, oppure... sì, sono festuche, si chiama in dialetto, che si trovano ancora oggi in giro a granai di case vecchie. Quindi in realtà non esiste più questo E come tipo... mai questo tipo di frumento non si usa più? Perché è stato abbandonato dopo la seconda guerra mondiale con l'immigrazione, piano piano con l'avvento anche delle industrie, è stata proprio abbandonata questo tipo di attività e quindi anche il seme è andato perso. Purtroppo anche dei nostri emigranti che sono andati in Brasile, in Argentina, l'hanno portato lì si è modificato perché terreni diversi, riportato qui non è lo stesso. Questa è una notizia molto importante. Sì. Abbandoniamo questa bellissima sala, andiamo poi dopo la scuola com'è che finisce? Partiamo dalla parte della cucina e anche dalla parte dove si conservavano i cibi, mi pare. Esatto, sì. Andiamo? Va bene. Bene Francesca, adesso siamo nella sala della cucina dove qua in pratica vivevano le sorti della famiglia, la comunicazione, il mangiare, la preparazione con questo stupendo camino dove presumibilmente il fuoco andava sempre, proprio per tenere in caldo la polenta, mi pare. Eh sì, qui si faceva la polenta mattina e sera, era il companatico di tutta la giornata, quindi non era tanto il calore ma proprio la funzione che doveva avere questo focolare. C'è un aneddoto su quel cane che dicevi che un po' accompagna il fuoco. Accompagna il fuoco, sì. È un cane fatto, è un alare praticamente che abbellisce il forno, il focolare e anche si può appoggiare la legna. È un po' tipico della nostra zona, è raro trovarlo in giro e la forma proprio da cane, questo muso da cane, perché dicono che in preistoria era un po' il custode del fuoco. E qua vediamo una tavola imbandita come una volta, senza tante tovaglie, c'è molto, tutto ridotto al minimo, ma all'essenziale, non manca nulla. Quindi si approvvigionavano, come del resto oggi, anziché al supermercato, grazie alle loro, diciamo così, anche alle loro buone arti culinarie, perché bisognava risparmiare e conservare la roba, avevano tutto quanto un po' in casa una volta. Sì, chi aveva il pezzettino di terra, l'orto, un po' di animali, si arrangiavano così, ecco. Un po' come oggi però, che c'è un po' questa mentalità rurale dove l'orto per portarci a casa l'insalata, una volta era una necessità. È necessità, per forza, anche perché d'inverno non esistevano i negozi, quindi non potevano acquistare niente e quindi mettevano via queste patate, queste cipolle, questi fagioli e altro non avevano. Ecco, Crauti la anche, e i crauti vista un po' famosi. l'influenza, vero? Esatto. In pratica questa qua è, vediamo anche poi dopo chiaramente in una famiglia rurale, contadina, che si rispetti, e la fa da padrone cosa? La prole, no? E vediamo questo bel passeggino, come lo chiamate qua? Passeio. Passeggio, 2 metri, che è proprio un vero e proprio passeggino, Sì. dove il bambino, sotto tutta una sicurezza, in un'intelaiatura di protezione, poteva imparare a camminare. Esatto, in quello spazio lì di 2 metri andava avanti e indietro, ecco, finché non imparava a camminare. Poi dopo hanno fatto i girelli, quelli I che girelli, facevano quelle catastrofi rotelle lì. nelle case, Ecco. però qua riuscivano a camminare. Anche perché comunque le case erano piccole, quindi dovevano rimanere all'interno di quegli spazi. Poi mi incuriosisce questo cono con questo bambolotto adesso Questo dentro, attrezzo no? molto particolare. Anche sì. questo era proprio per bambini in fasce, con le Sì, piccole sì, sessioni sì, in sì, fasce. sì.
Questo in dialetto lo chiamiamo buso, che appunto può essere buco, e veniva portato nei campi dalla mamma, dove il bambino era, diciamo, protetto da certi animali. Soprattutto dicono là che la scrofa era anche pericolosa quando era gravida e quindi era proprio riparato dagli animali. Mi viene in mente, immagino, queste famiglie contadine quando consumavano i loro pasti di cosa potessero parlare. Non so, del tempo, di come era del raccolto sicuramente, della neve, perché qui magari nevicava da ottobre fino a marzo. Una volta nevicava molto di più, sì. E quindi dovevano organizzarsi, essere sempre organizzati. Erano delle riunioni in famiglia, la cucina in pratica. Sì, poi il nonno anziano era proprio il capofamiglia, ecco, in tutte le famiglie se c'erano i nonni, il nonno era il capofamiglia. Cioè lui diceva, lui era l'ultima parola. Esatto. Francesca, mi viene un po' in mente, stando qua in questa bellissima cucina, che questa era un po' la stanza delle riunioni, qua mangiavano, qua discutevano, e mi viene in mente di cosa potessero discutere, non so, del raccolto, del tempo, della neve, se nevicava tanto o non nevicava, e questi poi i soldoni erano i discorsi che facevano. Sì, naturalmente, poi poteva succedere che magari si parlava del vicino di casa, anche loro avevano i loro pettegolezzi, però quello che è interessante da notare è la tavola molto piccola, perché in tavola si sedevano solamente i capifamiglia e gli uomini, quindi le donne rimanevano sedute nel focolare, i bambini nelle scale, e quindi capifamiglia si intende anche magari il nonno, in tutte le case c'era il nonno, quindi questa figura paterna anche molto importante. Per non creare confusione con i nostri amici telespettatori, non è tanto che loro forse era dovuta questa cosa, loro arrivavano dai campi e avevano anche poco tempo per mangiare, quindi era come una sorta di ristorante, poi dopo il casolare bisognava mangiare in fretta, penso, per poi dopo andare via, e le donne avevano forse più tempo. Ah, può darsi. Non dovrebbe essere così, se no poi dicono, ecco, vedi i contadini maschilisti, che non è vero niente, avevano tutti una funzione. La famiglia un po' patriarcale però esisteva, e quindi anche... Però ognuno svolgeva una sua funzione ben delineata. Sicuramente. Quindi la mamma, la nonna avevano i loro ruoli come le zie, e poi dopo c'erano chiaramente coloro che andavano tra campi e giustamente dovevano essere forse privilegiati rispetto ad altri. Sì, poteva essere. Quindi questa è la zona della convivialità, delle riunioni di quei tempi. Quanto nevicava qua? Tantissimo? Tantissimo, magari iniziava a fine ottobre e si finiva a fine marzo, quindi anche 5-6 mesi all'anno poteva nevicare. Benissimo, allora da questa stanza qua ci trasferiamo in un'altra stanza, che è la stanza dell'approvvigionamento, mi pare, vero Francesca? Sì. Cioè dove si preparava, si conservava i cibi, sì. Perché il problema era anche i conservanti. Già. E abbiamo visto che i nostri avi avevano dei metodi di conservazione esageratamente moderni. Allora Francesca, si dice com'era difficile vivere da contadini, però erano molto ingegnosi. Questa è la dispensa, la stanza dove in pratica venivano manipolati i cibi, conservati i cibi, con tantissime alchimie. Una su tutte mi viene in mente, per partire con questa parte, il cappuccio, che poi venivano fatti i crauti con un'antica ricetta, mi pare bavarese. Sì. Ce la vuoi raccontare? Sì, praticamente i tedeschi, quando sono arrivati qua nel 1400 a lavorare alle nostre terre, ci hanno insegnato proprio a conservare il cavolo cappuccio. Veniva tagliato, quindi a strati con il sale grosso, dopo 30-40 giorni di fermentazione si prende la dose necessaria per un pasto e escono proprio i crauti quando avviene la cottura. E si mettevano in questo bacile? Sì, in questo grande tino, diciamo. Brento in dialetto. Di fianco abbiamo in pratica dove si veniva fatta la carne secca, salata, diciamo così, conservata. Sì, la carne secca praticamente la seccavano, la indurivano, così poteva conservarsi per 3-4 mesi. E con tutte queste alchimie venivano fatte per conservare i cibi soprattutto. Sì, esatto. Come in questo caso il burro, mi pare, che veniva cotto con delle erbe, quindi all'interno di un coccio, anche qui poteva durare alcuni periodi, un mese e mezzo, dipende, insomma. Quindi erano erbe che avevano in loro questa potenzialità di conservare i cibi. Quindi questo va del burro, come anche lo strutto, oppure i peperoni con l'aceto. Con l'aceto. Se oggi noi usiamo questi conservanti ancora è perché ce li siamo tramandati dai contadini. Sì, sicuramente. È un po' nella cultura italiana. Mentre questa qua è il frigorifero, diciamo così, di quegli anni. Sì, la Moscarola. Cioè, Moscarola già si intende che gli insetti non andavano ad aggredire i cibi che il contenitore che proteggeva quindi i cibi che dovevano conservarsi alcuni giorni, riparati quindi dalle mosche. Mi viene in mente il formaggio col crostino, insomma, cose che adesso sono da grandi gourmet, qua era... Perché una cosa che sta succedendo oggi è che si mangiano nei ristoranti
da grandi signori, piatti poveri di una volta e te li fanno pagare una cifra. Per riscoprire un po'... Per scoprire commissaria da poveri, beh, insomma, basta guardare la televisione, ci sono tanti posti poveri dove ancora oggi fanno fatica di mangiare. Comunque, detto questo, qua abbiamo un torchio, qua c'è una zona un po' particolare perché non tutti avevano la possibilità di spendere i soldi per il vino o addirittura poterlo coltivare, usavano le mele, mi pare, facevano una bevanda particolare. Sì, noi siamo un paese di montagna, quindi 750 metri d'altezza, però abbiamo delle frazioni anche molto basse, quindi già collina, 250-300, lì potevano anche produrre vino, perché c'erano vigneti eccetera, però allora lo vendevano perché magari in questo modo potevano ottenere dei soldini per altre cose più importanti. Quindi chi vendeva questo poco vino, il vino che lui tratteneva per sé lo otteneva dalla macinazione delle mele o delle pere, il cosiddetto sidro, che poi lasciato fermentare poteva anche produrre qui 5-6 gradi per ottenere quindi un vinello. Un vinello, insomma, che non era esageratamente prezioso, però aiutava. Per chi non poteva altro. Poi là c'è una otre che serviva anche per la grappa, perché qua da trasporto. Il contadino si ingegnava, ricordiamo, riusciva a fare anche della buona grappa e venderla nei bar. Sì, quindi di nascosto faceva questa grappa perché è illegale come anche oggi, e quindi questo attrezzo poteva essere un mezzo di trasporto per andare quindi in pianura, poteva contenere 70-80 litri o di vino o di grappa, venduta poi nei bar. È quando si dice la grappa del contadino, è vero? Ecco, dopo questa immersione del cuore pulsante di una famiglia contadina, che poi dopo era questa in pratica, era quella che poi dava da mangiare. Un'altra stanza importante qual è di questo bellissimo museo, mi pare? La Malga. Possiamo andare in Malga, esatto, o la Casara. La Casara, sì. Andiamo. Bene, allora Francesca, questa siamo nella stanza in pratica della Malga. Qua d'estate, quando cominciavano a sciogliersi le nevi che arrivava l'erbetta, c'erano i pascoli, in pratica delle mucche che andavano in Malga a mangiare, nutrirsi e far latte. Sì. E si trasferivano proprio là i contadini che curavano queste mucche in questa casa, estiva. Sì, possiamo dire anche così, perché effettivamente partivano da questa zona, salire in alta montagna, quindi alpeggio nelle Alpi, si può dire, alta montagna, dove qui si faceva il fieno per poi provvigionare per l'inverno le mucche, e quindi d'estate salivano e in montagna un'unica stanza, quindi non come adesso che hanno anche 2 o 3 stanze, ci vivevano e facevano il burro e il formaggio. Ecco, burro e formaggio per poi dopo chiaramente venderlo. Per la vendita, sì. Quindi bisognava anche tener conto di una certa produzione. Sì, quindi un unico magari contadino aveva le sue mucche, portava le mucche di altri vicini di casa, quindi saliva la montagna con 20-30 mucche. E poi dopo doveva spartire con loro, il frutto di... Sì, una certa quantità dava a chi dava le mucche e il resto lo poteva vendere. La mucca nella Malga ingrassava bene, faceva un buon latte e stava... un po' di una boccata di ossigeno anche per queste povere bestie. Sì, trovava questa erbetta fresca. E qua abbiamo il pentolone, immagino, dove si fa l'angelo della Casara lo chiamano, perché è proprio questa grande cagliera in dialetto, caldaia, dove lì si faceva 2 volte al giorno il formaggio, o d'arlevo, quindi il formaggio che deve essere almeno stagionato 6 mesi, oppure formaggio pressato. Ecco, ricordiamo una cosa, che anche se era estate in montagna comunque era molto freddo, quindi il fuoco in casa non è che era un nemico, anzi rendeva confortevole l'ambiente. Sicuramente, anche di sera la temperatura scendeva molto, quindi per loro era anche normale quindi fare questo grande fuoco, che è sempre all'interno comunque. E qui facevano in pratica il formaggio, o quello da consumarsi entro 6 mesi, o se no quello anche a lunga stagionatura. Sì, i mezzani, vecchi, stravecchi. Poi qua vediamo delle forme con del fieno, e questo cosa serviva? Questo è un contenitore proprio da caponara, perché oltre a trasportare, quindi servire per trasportare fieno e foglie, quando la trama era molto più fitta, capovolta, serviva proprio per mettere sotto i caponi quando dovevano covare, quindi è per questo che deriva il termine caponara. Caponara, benissimo. Nella stessa stanza abbiamo una camera che non so, che sembra un letto camera che non ho mai visto in vita mia. Un letto castello molto compatto, molto chiuso, dove lì praticamente dormiva la famiglia, mamma e papà sotto, i bambini sopra,
Chiuso perché naturalmente abbiamo detto che d'estate anche in montagna fa freddo di sera, di notte, quindi lo chiudevano e rimanevano un attimo più al caldo. Ecco, diciamo che è una memoria storica di questi avi, che poi non è che parliamo di chissà quanti anni fa. Sì, fino a circa 80 anni fa questo tipo di letto, cebe, erano ancora utilizzate. E quindi oggi, se vogliamo, grazie a questi grandi sacrifici di contadini che poi hanno anche subito, diciamo così, la sconfitta tra virgolette dell'immigrazione, che sono dovuti andare via in America, mi viene in mente, Sì. e quindi hanno patito la vita forse più di altri. Beh, sicuramente. Ecco, oggi come oggi, com'è la risposta dei bambini quando vengono le scolaresche che passeggiano di qua? Riescono a interagire un po' con quello che è stato il passato? Non Sì, si pongono la domanda il mio nonno. Sì, infatti. Diciamo che i bambini rimangono sempre stupefatti di quello che vedono e soprattutto, avendolo studiato a scuola, vengono qua, li vedono, questi attrezzi, questi oggetti, li possono anche toccare e quindi entrano veramente nel vivo della storia e quindi si divertono da matti, oltre a farti domande le più strane, le più stravaganti. Sì, anche, perché certo. poi la loro fantasia... Però è bello vedere che loro si rendono effettivamente conto di quello che succedeva una volta. Abbiamo visto fino adesso come hanno costruito la loro vita i contadini, dal mangiare, dai cibi, dalla conservazione, come costruiscono il formaggio. Adesso dovremo andare all'ultima stanza, dove costruivano i bambini. Ecco, sì, andiamo. L'aspetto finale. Tanto entriamo nella stanza, diciamo così, del riposo, anche perché bisogna fare un po' di mente locale, soprattutto di chiarezza. In pratica i contadini, l'unica ricchezza erano i figli, quindi quando si dice proletariato, il proletariato vuol dire proprio ricchezza delle famiglie, quindi per il contadino era importante avere una famiglia numerosa, diciamo che questo era il reparto più adatto, più adibito a quell'uso, ma questa poi aveva anche delle particolarità, un letto che si scaldava, visto anche i climi freddi, con questa cosa qua che si chiama monega. Allora ce lo spieghi? Sì, questo attrezzo particolare che doveva contenere un vaso in terracotta dove all'interno ci mettevano il carbone, la cenere e doveva scaldare praticamente il letto, quindi prima di entrare poi nel letto tiravano fuori questo attrezzo, la monega, e il letto era bello caldo. Ecco, diciamo che le donne contadine lavoravano molto di più dell'uomo, perché comunque dovevano occuparsi non soltanto della famiglia, ma dei campi, poi dopo la sera di nuovo tornare in famiglia, non tutti avevano tante moneghe e quindi la donna doveva, la mamma, scaldare tanti letti prima di andare a letto, è vero? Quindi... Sì, è vero, e quindi c'erano anche famiglie in cui magari avevano solamente un paio di moni di questi attrezzi e quindi dovevano a turno scaldare i letti, quindi non sempre, tutte le sere avevano il letto caldo. E diciamo che poi dopo il frutto dell'amore di questa stanza e di tanti contadini era l'equivalenza di usare dei comò, come in questo caso, che voi avete ben dimostrato in questa diciamo fiction, dove i bambini venivano messi sì, come un tipo di ce culla. n'erano talmente tanti perché una famiglia poteva avere anche 7, 8, 10 bambini, quindi l'ultimo, il più piccolo, rimaneva anche 3-4 mesi all'interno di un cassetto, l'ultimo cassetto naturalmente. Ecco, la cosa straordinaria, ci sono a volte le scuole, i bambini che si chiedono ma poi il cassetto viene chiuso? No, naturalmente certo. non veniva chiuso e quindi i bambini solamente appoggiati perché non avevano dei lettini a sufficienza. Ecco. D'altronde l'ingegnosità dei contadini, quando dice scarpe grosse ma cervello fino, era proprio perché riusciva ad ottimizzare ogni angolo della sua casa e anche ogni angolo del suo terreno. Sì, sì, è vero, si adattava e poi insomma si sistemava come poteva. Allora Francesco, qua abbiamo concluso questa bella passeggiata su questo museo che veramente, devo farvi i complimenti, riesce veramente ad incantare, no? E a vedere un po' tutte quante le cose come erano una volta. È vero. Ecco, credo che fosse il messaggio da dare sia quello che dal passato bisognerebbe cercare di tradurre qualcosa di positivo per i nostri figli, per il nostro futuro, perché abbiamo visto che cose del genere possono tornare ancora utili, credo, didatticamente per il futuro delle nostre sicuramente far capire ai bambini le nostre origini, le nostre tradizioni, perché come dicevi anche te prima, tutto parte comunque da qualcosa che abbiamo imparato prima, che ce l'hanno tramandato, ecco. Quindi è interessante perché i bambini, le scuole, quando vengono in visita nel nostro museo, possono anche poi fermarsi e fare dei laboratori didattici. Ecco, il vostro museo è aperto sempre? È aperto da maggio a ottobre, tutte le domeniche, luglio e agosto anche durante la settimana, però per gruppi, su prenotazione, gruppi o scuole, anche negli altri periodi dell'anno. Bene, noi ringraziamo di averci aperto il museo
diciamo così, del contadino, diciamo così, oppure della gente di Lusiana, che poi tanti altri si potranno sicuramente identificare. Sì. Per questo servizio da Lusiana è proprio tutto, e come al solito prossima settimana.